Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibille. Ormai questa apertura è l'apertura tipica da 5 anni a questa parte. Mi fa piacere ritrovarvi, mi fa piacere soprattutto pensare che qualcuno di voi, forse anche più di qualcuno, passerà del tempo in mia compagnia e che sceglierà appunto di trascorrere mezz'ora a sentire la Hild. Grazie ovviamente, grazie anche di permettermi di esservi di aiuto. Questo è uno spazio dedicato a risposte gratuite con le Sibille, quindi non temete, fatevi sotto. Quello di cui ho bisogno è semplicemente il vostro nome e la vostra data di nascita. Ho bisogno che formuliate una domanda precisa, mirata, chiara su un argomento specifico. Dopo vi faccio un paio di esempi così vi sarà tutto più chiaro. E qualora la domanda dovesse riguardare una persona diversa da voi o comunque in relazione con voi, in rapporto con voi, dovrete mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. È importante perché abbiamo necessità delle scie energetiche affinché la risposta sia precisa. È importante che sia precisa anche la domanda, in quanto è proprio la chiave di interpretazione insita e per la risposta è proprio insita nella domanda, quindi è importantissimo. Bene, allora ripeto, il vostro nome, la vostra data di nascita, domanda formulata in modo chiaro su un argomento specifico e nome e data di nascita anche della persona coinvolta. Benissimo. Esempio di domanda specifica. Ciao, mi chiamo Gelsomina, sto facendo un esempio, poi magari vi chiamate veramente Gelsomina o Rosa o Flora o Dalia o Delia, quello che è, non importa. Sto frequentando Roberto, nato il, data di nascita, quindi mi chiamo Rosa, nata sto frequentando Roberto, nato da qualche mese. Mi dici che sviluppi avrà il nostro rapporto? Siamo entrambi separati, bla bla bla, quindi dovete dare delle indicazioni. Perché questo? Perché spesso quando si girano le sibille si vede una pletora di personaggi, a volte sì, a volte no, a volte di più, a volte di meno, ma comunque vedono delle figure. Per darvi una mano, nel non stare a dire potrebbe essere una figlia, potrebbe essere una donna più giovane, eccetera, se date delle indicazioni già si snellisce l'interpretazione e quindi è più probabile anche poter dare risposte a più persone che sono in coda, così come voi. Bene, detto questo, vi ricordo comunque, prima di procedere con le risposte, che se arrivate dal gruppo Facebook dovete autorizzare StreamYard a pubblicare il vostro nome account, perché la comunicazione tra Facebook e la piattaforma da cui trasmetto in diretta non è così snella, cioè non è immediata, così come invece avviene per esempio dai miei canali, dal canale YouTube del Marietto Veneziano e dal mio canale YouTube. Quindi se siete amici che provengono dal gruppo Facebook, dovete per cortesia ritornare nella pagina del gruppo, lì dove c'è l'annuncio della diretta, e proprio nel testo di questo invito a partecipare alla diretta troverete un link da cliccare: www.streamyard.com/facebook. Nel momento in cui cliccate su questo link si aprirà un'altra pagina dove dovrete confermare l'autorizzazione a StreamYard di ricevere i dati dell'account di Facebook, quindi autorizzate Facebook a questa trasmissione. Fatto questa autorizzazione, quindi cliccato questo link, potrete chiudere questa pagina che si è aperta e tornare nella pagina del gruppo e da lì accederete alla diretta. Questo passaggio va fatto solo ed esclusivamente la prima volta. In automatico le dirette successive non dovrete ripetere questo passaggio, quindi è un po' articolato, più da spiegare che da fare, ma si fa una volta, una tantum, dopodiché non richiede più ripetizioni, a meno che non vogliate togliere l'autorizzazione a StreamYard, ma tanto se non accedete a nessun'altra diretta trasmessa tramite StreamYard neanche ve ne ricorderete più. Bene, detto questo, quindi sarò in grado di rispondere agli amici di Facebook, perché purtroppo succede che io ho questo
nel caso degli amici di Facebook, Facebook user, poi è chiaro che mettete anche il nome nel commento, però è molto più difficile riuscire a rispondervi, è come se mancasse un aggancio e ho bisogno invece che facciate questo passaggio. Bene, direi di cominciare a rispondere, ci tengo se riesco a dare risposta a tutti, quindi vedo anche che Romina ha scritto: ciao Ilde, vediamo se stasera riusciamo. E vediamolo, scrivi la domanda Romina, altrimenti sono brava, ma anche capire che cosa mi vuoi chiedere va esula le capacità. Allora, quindi Romina, per favore scrivimi la domanda. E poi vedo che comunque hanno cominciato a scrivermi già delle persone, quindi mi do subito, immediatamente da fare, nella speranza che l'amica di Facebook faccia i passaggi che le ho detto e partecipi anche lei. Mi raccomando, se mi mettete la domanda non mi sparite. So che a volte racconto e magari vi annoiate, spero sempre di no, chiaramente, ma so anche che a volte è un po' noioso ascoltare le risposte di altri. Tuttavia non sapete quanto tempo ci metterò a dare la risposta, né se poi i successivi ad essere chiamati sarete voi. Quindi è sempre buona norma restare, così che appena vi chiamo mi date conferma, ci sono, perché se non mi date conferma passo un'altra domanda. Proprio perché sì, mi piace parlare, ma non fare il monologo, non ho bisogno di questo. Bene, detto questo, visto e considerato che ho lasciato in sospeso nella scorsa diretta proprio Romina e ho visto che mi ha scritto, le rispondo subito. Mi raccomando, datemi conferma appena vi chiamo di essere presenti. Allora, Romina, 29 gennaio 73, Roberto, ho fatto un esempio a caso prima, ho preso proprio Roberto, 24 marzo 68. Sono successe tante cose, vedi un riavvicinamento? Ok, allora vediamo che cosa ci raccontano le sibille per Romina e Roberto, quindi vediamo che sviluppi ci sono fra loro, soprattutto nei termini di un riavvicinamento. Allora, beh, è sicuramente un taglio positivo, in quanto probabilmente è necessario al momento che qualcuno faccia un primo passo o prenda l'iniziativa. E secondo me alla lunga, visto che la carta della costanza è spesso proprio indicatrice di una realizzazione, una riuscita nel tempo, potrebbe anche voler dire appunto che si faccia avanti. Vediamo un po'. Insomma. È molto dura, Romina. È dura perché nella linea del passato, cioè si vede che lui per te è una persona importante. La carta del Gran Signore non viene tanto facilmente o a caso, viene quando si ritiene che la persona sia la persona giusta o comunque ha il ruolo proprio del marito, del partner, di una persona che si prende cura di noi, di un protettore, comunque è positiva come carta. Tuttavia qui ci sono delle indicazioni un po' strane, un'amicizia che non era proprio un'amicizia, corteggiamenti da parte di una persona vicina a lui, quindi bisogna capire un pochettino che cosa è successo, perché nel presente ancora ci sono dei sospetti o dei dispiaceri che tuttora creano e causano lacrime e frustrazioni, quindi non è un momento molto piacevole, non è un momento facile, anche perché si teme che qualcuno nasconda qualcosa. Quindi diciamo che è un po' ancora un momento difficile e non si parla di riavvicinamento tanto in fretta. Infatti, quello che si vede adesso, oltre a ribadire la difficoltà del periodo e i sospetti e il fatto di controllarlo, di spiare, di stare un po' sul chi va là, continuano nel futuro perché gli sviluppi successivi parlano appunto di momenti di avventatezza, cose che si fanno senza troppa riflessione e di cui poi ci si pente, quindi bisogna fare un po' attenzione a cosa succederà nel prossimo periodo, anche perché spesso la leggerezza, anche se non entra nello specifico di un significato legato a una persona, però può avere a che fare con i flirt, le avventure, le passioni, ma anche
anche persone distanti e straniere, quindi c'è da capire cos'è che si svilupperà nel prossimo periodo, ma non è molto positivo. E comunque sono crisi di nervosismo, di gelosia e quindi ci sono ancora temi molto accesi, non si è acquietata la faccenda. Quindi successivamente, prigione, sacerdote, consolante sorpresa, sembrerebbe proprio dire che la questione è un po' ferma, anche perché ognuno è un po' fermo sulle proprie posizioni. Lui per giunta dà segni di distacco, ok? Ma potrebbe anche essere un momento in cui comunque ci sono comunque delle cose positive, delle soddisfazioni che si prendono. Non so fino a che punto, ok? Ma non è sicuramente ancora un ritorno quello che si vede. Vediamo nell'esito. Ma allora, come ripeto, poi bisogna riuscire a capire le figure a chi corrispondono, perché è chiaro che la tentazione di dire che la vecchia signora sia tu, nella misura in cui non si è visto finora un ritorno e spesso è un'indicazione di una persona del passato, è alta, è grande questa tentazione, però c'è da capire se effettivamente stia rispondendo di te, di lui o di un'altra persona, perché comunque il ladro introduce un qualcuno che si intrufola un po' nella faccenda e quindi potrebbe essere una vecchia persona del passato che comunque riprende i contatti, torna a scrivere e torna a farsi sentire. E qui ancora non è un ritorno però, quindi c'è da capire se alla lunga questi contatti che si riprendono tra te e Roberto poi cioè l'indicazione è questa, se non invece un'altra persona. Quindi, però non è un riavvicinamento, è più probabile quindi che dopo un lungo periodo, no, di fermo e di distacco ci sia comunque un riprendere le comunicazioni, ma ancora non parlano di ritorno. Quindi Romina, spero di averti comunque risposto, anche se mi rendo conto, mi metto nei vostri panni, so che quando mi fate certe domande vorreste una risposta positiva, diversa, purtroppo devo dirvi quello che vedo. Allora, detto questo, andiamo subito a un'altra domanda. Allora, amico o amica Facebook, per favore, vorrei sicuramente rispondere alla domanda, visto che mi chiedi anche se la puoi fare, assolutamente, certo che la potete fare, ma non capisco chi sei, quindi ho bisogno che tu faccia come ti spiegherò adesso e lo ribadisco anche per le persone che mi hanno scritto anche in precedenza, quindi tutti gli amici dal gruppo Facebook. Prima di scrivere la domanda, se è la prima volta che la fate, dovete autorizzare StreamYard a ricevere i vostri dati. Quindi intanto grazie Romina, spero insomma di esserti stata utile, infatti non è facile, comunque lo vedremo, un abbraccio grande. Allora, amici di Facebook, tornate nella pagina del gruppo dove viene annunciata la diretta e prima di entrare nella diretta, nella parte del testo del post proprio che è dedicato ad annunciarvi della diretta, c'è anche un link www.streamyard.com/Facebook. Cliccate questo link, vi si apre una finestra dove dovete dare autorizzazione, quindi confermate l'autorizzazione di StreamYard a ricevere i dati da Facebook e a Facebook di comunicarli a StreamYard, dopodiché potrete chiudere questa seconda finestra, tornare nel gruppo ed entrare nella diretta. A questo punto io sono in grado di rispondervi e di vedere chi siete, perché così io non vi posso essere d'aiuto. Bene. Allora, torniamo indietro, scorro indietro nell'elenco dei commenti che contengono le vostre domande, quindi vado a rispondere. Infatti, Lucia, tu l'avevi fatto e si vede, perché anche se arrivi da Facebook si vede il tuo nome account. Bravissima. Ti chiedo, visto che ho visto la tua domanda,
chiedi una domanda troppo generica. Io ho anche spiegato che è importante che facciate delle domande un po' più articolate. Mi chiedi della situazione economica, sono ben contenta di rispondermi, però per favore dammi qualche indicazione. Se vuoi sapere, che ne so, se qualcosa nello specifico, economica legata al lavoro, economica legata a qualcosa che deve rientrare da qualche causa, cioè dammi delle indicazioni, altrimenti non riesco ad esserti tanto d'aiuto, ok? Allora, intanto proviamo a rispondere a Rossella, vediamo se ci sei. Mi raccomando poi, quando vi chiamo subito, presente, ci sono, datemi riscontro, va bene? Rossella, qua, 5 aprile del 59. Rossella, se ci sei, batti un colpo, scrivilo gentilmente così ti rispondo subito. Benissimo, Rossella c'è, ha risposto, vediamo. Quindi se incontrerà un amore, chiaramente Rossella per chiederlo lo aspetta ed è magari sola da un po', vediamo un attimino. Sei rimasta vedova o sei separata, Rossella? Rispondi per cortesia, tanto per... Ok, vedo che hanno risposto in tanti che ci sono. Ok. Ai ai. Ma allora il taglio non è esattamente dei migliori, perché comunque sembra che tu percepisca tutti i timori, i rischi incombere dalle avventure, come se alla fine quello che ti sembra di constatare è che le persone non è che hanno più tanta voglia di impegnarsi. Vediamo un po'. Ma allora, in passato si vede un uomo però, il sacerdote non è esattamente il massimo, potrebbe essere un uomo di una certa età, pensionato, eccetera, ma può anche, visto che è vicino alla carta del matrimonio, anche indicare un divorzio, una separazione, quindi c'è un po' da capire, perché comunque in ogni caso un uomo di una certa età, ma anche distaccato, no? Spesso molto egoista o comunque poco espansivo. Di fatto, se in effetti stanno parlando di una separazione o di un divorzio legali, sembra che tu abbia comunque trovato in una cerchia di persone a te vicine un sollievo e delle buone chance anche per quanto riguarda il futuro. Attualmente non c'è granché, si è magari fatto un pochino avanti una persona, ma vedi, amante vedovo. Sì, ok, si è fatto, magari è proprio un uomo solo che in questo momento si è proposto un po', e può anche essere che magari ti faccia un po' fantasticare, ma diciamo che la carta del vedovo non è proprio il massimo legato a un uomo, quindi o è proprio uno status, è rimasto vedovo, oppure sull'amante diciamo che non abbiamo proprio quello slancio parecchio convincente, come se non ti convincesse, vorresti anche, anzi, chi si è fatto avanti in questo momento, eventualmente attualmente, non è proprio, non rientra proprio nelle prime scelte che avresti fatto. Tuttavia, nel prossimo periodo, se effettivamente è una persona che si è fatta un po' avanti, questa persona comunque cercherà di darti una mano in un momento di preoccupazione o forse in un momento in cui non starai proprio benissimo e forse sono preoccupazioni che ti causa un figlio, se hai un figlio, questo è da capire. Qui compare un domestico e quindi le cose sono due, o è un figlio o è un uomo comunque giovane che potrebbe essere intorno a te, nei contesti, nei posti lavorativi, da capire comunque. Vi ripeto sempre che vi chiedo più dettagli proprio per evitare dispendio e queste interpretazioni un po' così, però di fatto cosa si vede? Che se anche ti starà vicino, non è detto che questo sia male, dimostrerà comunque di essere disponibile. E da qua in poi che si svilupperà un qualcosa, perché costanza, leggerezza, superbia, comunque sono carte che cominciano a cambiare un po' il clima
della situazione fra te e questa persona. Mettiamo anche che magari è lui, è quest'uomo che a un certo punto, invece di essere lui in aiuto, no, per te, per eventuali tue afflizioni, potrebbe tranquillamente essere lui che avrà bisogno di aiuto e sarà impensierito per un figlio. Quindi dipende. Di fatto ci sono degli sviluppi. Nel tempo sembra che inizi un qualcosina, si intensifica un po', il trasporto verso questa persona. Nell'esito Nell'esito si vede una certa disponibilità anche a costruire qualcosa, tuttavia c'è un principio di dispiacere, forse legato poi a un viaggio, a una piccola gita, a una partenza che probabilmente dovrai fare con questa persona. Quindi ecco, non è che sta proprio parlando di inizio di un rapporto particolare, parla però di un qualcosa che può avere degli sviluppi. Sicuramente tutto è proporzionato alle esperienze che avete ciascuno di voi nel passato e di quelle che sono le scelte anche su come gestire la relazione e il rapporto. Non è detto che vogliate necessariamente condividere la casa, convivere, magari vi piace anche solo l'idea di vedervi e poi ognuno a casa sua, ma diciamo che ci sono degli sviluppi eventualmente con questa persona. E l'unica, ti ripeto, l'unica afflizione è legata a una partenza, ma è legata anche alla preoccupazione che se effettivamente non si vuole poi prendere degli impegni più importanti come una convivenza o magari qualche cosa più, diciamo, più stabile, magari tu possa avere il timore che questa persona sia interessato solo a un'avventura, però ecco, qualche sviluppo c'è, Rossella, qualche sviluppo c'è per te nel prossimo periodo. Allora, passiamo a un'altra domanda, vediamo un pochettino. A questo punto rispondiamo per esempio a Lucia che arriva da Facebook e aveva posto una domanda, vediamo un pochettino, vado a ripescare la domanda. Mi raccomando, cercate di concentrare tutto in un unico commento, altrimenti mi tocca andare avanti, indietro, saltare, ricostruire, ricucire, non c'è questo tempo. Allora, Lucia, 16 agosto del 76, situazione economica, grazie. Poi aveva integrato perché le ho chiesto se specificava qualcosina di in più, vorrei sapere se migliorerò. E mi pare di vedere che non abbia aggiunto altro in relazione al lavoro. Perfetto, ok. Allora, Lucia, se ci sei, anche tu batti un colpo, rispondimi, dimmi che ci sei, così procedo a darti risposta. Intanto saluto gli amici, qua si sono aggiunte un po' di persone. Ciao Sara, ciao Patrizia, ciao Angie, Shaima, beh, Rossella le ho risposto prima. Qua mi pare che ecco, ci sono, benissimo. Sì, Angie, falla pure la domanda, certo, non c'è bisogno che chiediate il permesso, certo che l'educazione mi piace, ma scrivete la domanda, non vi preoccupate, e poi casomai per educazione mi ringraziate al momento della risposta, ok? Ok, vediamo Lucia. Vediamo la sua domanda è se c'è un miglioramento della situazione economica proveniente dal lavoro, quindi vediamo un pochettino. 16 agosto del 76 per Lucia. Allora, ma sembra che la ruota della fortuna stia girando un po', quindi comincia ad entrare un periodo di maggiore serenità, quantomeno questo sembrano descrivere le sibille del taglio. Chiaramente la presenza della carta dell'amica induce anche a pensare che possano esserci anche sostegni, aiuti da persone che ti capiscono, che cercano di esserti appunto vicini, di capirti, di ascoltarti. Allora, sai,
Qui la situazione oh aspetta, non si vede bene. Allora, la situazione lavorativa non parte malissimo, però attenzione perché da una parte sembra che tu sia ritornata a lavorare presso un magari un precedente datore di lavoro, una vecchia situazione che comunque ti piaceva, però sono subentrate dei cambiamenti, quindi questi cambiamenti è possibile che abbiano portato dei venti di prova e di sfida che tuttora ti preoccupano. Al momento infatti è possibile che ti abbiano fatto delle promesse o che quello che sta girando, le voci che girano o quello che sta, avvenendo in questo momento sia poco chiaro. Quindi la carta del gatto, la falsità, apre il momento del presente e induce ad avere un pochino di pazienza, cercare di capire bene cosa si sta muovendo, anche perché ci sono delle cose tra il ladro e il militare che sono veramente poco chiare, che sembrano agire un po' di nascosto ed è anche possibile che avvengano delle vere e proprie discussioni in questo momento, però anche qui non necessariamente su cose reali e quindi può essere che siano assolutamente immotivate o comunque che si potrebbe tranquillamente farne a meno. È chiaramente un momento di sfida, visto che la tua domanda riguarda l'aspetto economico, ma non è impossibile superare questa prova e questi momenti di difficoltà. Intanto perché c'è impegno, c'è determinazione, ma anche perché già nella linea del presente si vedono degli sviluppi e soprattutto che c'è una persona, questa vecchia signora, che effettivamente, potrebbe, già adesso, in questo momento, darti dei consigli, guidarti, darti i consigli dell'esperienza. Quindi, diciamo che parte con delle difficoltà questa linea del presente, ma sembra ritrovare un equilibrio, una forma di armonia. Quindi sicuramente c'è da costruire, c'è da darsi da fare e forse una delle sfide più grandi è riuscire a immaginarsi in un'occupazione a lungo termine, ma sembrano proprio gli sviluppi del presente. È chiaro che se ti stanno promettendo delle cose, tuttavia non ti pioverà addosso, ti dovrai dare molto molto da fare. Comunque, nel prossimo periodo ci sono degli sviluppi. Addirittura la carta del viaggio, oltre a parlare di le cose che proseguono, che continuano, che prendono una svolta, cambiamenti, parla anche proprio di spostamenti, di trasferimenti, ma cambiamenti importanti che sembrano un nuovo inizio. E questo, parla comunque di un qualcosa che comincia a darti l'idea che il vento sta cambiando e quindi ti vedo nella capacità anche di immaginare come prosegue, come crescere, come, anche spendere eventualmente quello che saranno i maggiori guadagni verso cui vai incontro. Però attenzione, perché questo ti porterà una discussione con una persona, potrebbe essere un collega, un uomo comunque, probabilmente non ti aspetterai un qualcosa da parte di questa persona o comunque un imprevisto anche piuttosto importante che avrà come protagonista o che girerà intorno a questo uomo. Tuttavia forse proprio sembrerà assurdo, ma proprio questo, che potrebbe, darti, più spazio. Quindi c'è da capire poi effettivamente che cosa succederà, però per quanto riguarda te, a parte questo evento un po' brusco, che potrebbe essere una discussione, potrebbe essere un evento poco positivo su questo collega, eccetera, però si apre per te qualcosa di più benefico. E nell'esito c'è una bella comunicazione, come se ti chiamassero o a un colloquio o, potrebbe essere un concorso interno, qua c'è da capire che lavoro fai, io nemmeno te l'ho chiesto, ma di fatto si aprono delle, magari ricerche, mettiamola così, di persone, di figure all'interno del posto lavorativo, quindi, potresti essere anche tu interessata a rispondere a questa ricerca e a partecipare magari alle selezioni interne
interne, è anche possibile che sia proprio un'amica a venirti a riferire, no, un qualcosa, e anche possibilmente ad anticipare un pochettino i termini e i temi di questa ricerca e di questi studi che sembrano si debbano fare. Occhio solo che comunque l'amica è accompagnata dal nemico, il che potrebbe voler dire che una persona comunque a te vicino sarà proprio a tenerti d'occhio, magari a causare anche qualche piccola interferenza, qualche ostacolo, perché comunque ti vede magari risalire un po' la china, o ti vede migliorare, o magari temerà anche che tu la sorpassi in futuro. Comunque per me sono carte che, a parte quella difficoltà che abbiamo visto legata a quel giovane, in realtà parlano di una crescita. Se questo giovane non è in realtà una figura, ma dovesse trattarsi invece di una posizione che ti offrono, quindi l'inizio di un nuovo progetto, ha come aspetto negativo invece un contratto sottopagato o con un ruolo inferiore, un livello inferiore, qua dipende poi appunto dal tipo di progetto che si va ad aprire, e che inizialmente questo per te potrebbe essere anche traumatico, no? Perché vuoi crescere e non certo andare indietro, in realtà sembra poi benefico, quindi tutto sommato potrebbe reindirizzarti verso nuovi passi poi anche in futuro. Quindi l'aspetto economico che va di conseguenza comunque è legato proprio ai miglioramenti lavorativi che, con ostacoli, con qualche difficoltà, qualche piccolo imprevisto, però arriveranno. Ok, Lucia? Bene, allora vediamo di rispondere a un'altra domanda. Vediamo un pochino. Patrizia. Prego Lucia. Allora, Patrizia, intanto vi ricordo, vediamo se riesco, perché io tutte le volte mi dimentico, vi ricordo che vi aspetto eventualmente per colloqui privati, quindi potete contattarmi al mio WhatsApp o Telegram al 347 8702 622 per prenotare il vostro appuntamento. Rispondo adesso a Patrizia. Patrizia, dimmi se ci sei, così procedo con la risposta. Mi raccomando, se scrivete la domanda siate anche pronti a darmi conferma della vostra presenza, altrimenti passo ad un'altra domanda. Patrizia, 1° agosto del 60, ci sei? Eccola qua, perfetto, bene, dice di esserci. Allora, anche per Patrizia la domanda è sulla situazione economica, quindi vediamo un pochino. Patrizia, anche tu dipendi ovviamente, non è detto ovviamente, però anche tu, come molti, dipendi dai guadagni legati dal tuo lavoro, dalla tua professione, perché così so come orientare la domanda, oppure se la situazione economica in questo momento è bloccata, o per un motivo o per un altro, che magari ti chiederei di approfondirmi con un altro commento, quindi interagiamo. E intanto vediamo per Patrizia, 1° agosto del 60. Il dottore, bene, mi è caduta mentre mescolavo. Il dottore sono gli aiuti, ma anche la possibilità di sistemare delle cose, quindi già il taglio le sibille. Ascolta un po', qui già parte diverso, un taglio diverso. Qui c'è di mezzo un qualcosa di legale, e questo qualcosa di legale è irto di ostacoli e di difficoltà. È come se attendessimo l'esito di un giudizio, o comunque una situazione proprio legata alle burocrazie e alle amministrazioni, però è in vaglio, come se una situazione stesse in fase di analisi. Ok, quindi non mi dà ancora l'idea di una risposta, però vediamo la stesa. Cavoli. Allora, ti devo dire che alla lunga la situazione andrà meglio, anche se siamo partiti da una linea
Santo cielo, credo che sia la linea del passato peggiore che io abbia visto in questa diretta, in questa, non in tutta la mia carriera, devo dire che ne ho viste anche di peggio, però è proprio una riga che per le questioni economiche lascia intendere, oh no, così non si vede, vediamo così, ecco, è una riga che lascia intendere che sia successo di tutto e di più, persone che ti hanno raggirato, forse anche furti, ammanchi, quindi c'è stato proprio un rovescio finanziario molto, o il rischio molto importante di veramente grosse difficoltà economiche. Quindi siamo partiti veramente con una linea al cardiopalma, vediamo la linea del presente. Al momento, comunque, le cose sembrano cominciare a prendere una direzione diversa. Probabilmente qualcuno si è offerto di aiutarti, ci sono in atto delle cose che sembrano anticipare delle chiusure, la fine di questo ciclo. Vedo anche addirittura un accordo più avanti, quindi imeneo, pensiero, allegrezza al cuore, cioè si trova la soluzione e finalmente tiri un fiato. Non sei più ormai distantissima da quel momento, perché il racconto delle Sibille, ancorché non segua un ritmo legato al tempo, quanto piuttosto agli eventi che si succedono, comunque ci stanno raccontando che il prossimo evento parla proprio della chiusura di una cosa. Potrebbe anche essere legata proprio a qualche altra situazione che si va a chiudere, che di conseguenza permette di sistemare una volta per tutte quella che stai vivendo tu come situazione finanziaria. Di fatto c'è una soluzione molto felice e positiva, si trova un accordo per te vantaggioso e da lì in poi le trattative, tutto quello che avverrà assumono un ruolo positivo, sia che possa trattarsi di compravendite, trattative, quindi se sei bloccata nei tuoi passi perché aspetti l'esito di una causa o perché qualcuno si è, da lì in poi hai via libera e quindi entreranno trattative, accordi, affari, vendite, compravendite, la situazione economica oppure colloqui lavorativi. Quindi di fatto ci sono sviluppi molto positivi in ogni caso, anche se ti ripeto che siamo partiti da una linea del passato che veramente capisco l'ansia, la preoccupazione, tutte le crisi, le paure che ti possono essere venute per la questione economica, ma sarai ripagata di tutto quello che hai dovuto affrontare. Ed è vero pure che sebbene la situazione ha preso dei risvolti pesanti spesso e volentieri, e che è anche possibile che nonostante l'esito di tutto, comunque tu vada a perdere qualcosa e chiaramente ci possano essere anche dei rimpianti per come sono andate le cose, però il giudizio che tu riceverai o l'esito che ci sarà favorevole per te. E quindi è come se si presentasse poi un nuovo inizio. Ora, se questo ti torna, spero di sì, e ti ha potuto aiutare, mi fa solo che piacere, anche di sapere che alla fine comunque ti sembra che tu riesca poi a risollevarti. Bene, detto questo, cari amici, io vi ricordo che l'appuntamento con la diretta, con le sibille gratuite a cura di Hildegarda, vale a dire la sottoscritta, torna martedì sempre alle 19. Vi aspetto ovviamente non solo alla diretta con i responsi gratuiti, ma anche in privato, dove avremo sicuramente un po' di tempo in più per affrontare le domande che vi stanno a cuore, per dare una risposta attraverso più discipline che ci permettano appunto di avere un quadro più completo della situazione e di quelle che sono, diciamo così, gli sviluppi e le evoluzioni della vostra situazione. Vi ringrazio tantissimo, a martedì alle 19 sempre su questi schermi. Un abbraccio grande, ciao!